In realtà il primo passaggio l'abbiamo fatto all'Annunziatella, da cui stiamo venendo, un incontro molto interessante con i giovani che rappresentano il futuro non solo di una parte importante di Napoli ma dell'Italia, e quest'anno abbiamo deciso di spostare il nostro tradizionale appuntamento di Capri qui a Napoli, che è stata ed è una grande capitale d'Europa culturale e economica, ma che è stata recentemente ferita appunto dall'incendio di Città della Scienza. Diamo un taglio alle cattive pratiche del passato, ricostituire delle nuove alleanze per il futuro e per far ripartire l'Italia. In Italia abbiamo tutte le carte per farcela, non solo per farcela, ma per essere tra i primi al mondo, e per questo vogliamo dare un taglio e cambiare pagina. Per Città della Scienza la nostra idea innanzitutto è quella, oggi ci sarà un incontro con dei progetti di impresa che poi verranno anche premiati, quindi più che proposte, perché Città della Scienza già è un progetto che non ha bisogno delle proposte dei giovani imprenditori di Confindustria, ci vogliamo in questo caso affiancare e vedere se è possibile di integrarci ancora più con questo tessuto. Noi ci mettiamo a disposizione sia a livello nazionale, poi là abbiamo tra l'altro il presidente dei giovani della Campania Nunzia Petrosino, il presidente in questo caso dei giovani di Napoli Caputo, che sono la nostra rappresentanza più immediata e diretta sul territorio, e quindi essere a fianco per tutti quelli che da qua vogliono partire per fare imprese e per fare sviluppo.